Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, mentre imperversano a Roma le manovre pre-conclave, impazza il Toto Papa, che come spesso accade probabilmente sarà smentito poi dall'effettiva elezione al soglio pontificio, abbiamo però ufficialmente l'esegeta principale del pensiero e dell'opera di Papa Francesco, al secolo Landini Maurizio, segretario generale della CGIL e esternatore compulsivo nel dibattito, tuttologo da mainstream progressista, che come sapete esterna sulla qualsiasi, portando avanti sempre un alfabeto diciamo più relativo all'antagonismo di sinistra che al concreto riformismo della storia migliore della CGIL. Ma perché diciamo questo? Perché dopo essere stato tra coloro pochi giorni fa che hanno arruolato Bergoglio nel Pantheon del 25 aprile, per cui c'è stato tutto il coro sul Bergoglio partigiano immaginario. Ora Landini ci dice ufficialmente che Papa Francesco è anche il padrino del 1° maggio sindacale, del grande rito del concertone, e non è uno scherzo, l'ha detto proprio nella sede di presentazione degli eventi del 1° maggio, tra cui lo storicissimo, già sentitissimo, bollitissimo concertone in piazza San Giovanni a Roma, che avverrà, ci dice Landini, nel segno del messaggio di Papa Francesco, così proprio tiriamo la tonaca in modo proprio scomposto anche post mortem, e lì sul palco del concertone, insomma, tra Noemi, Elodie e non so quale altra starlet contemporanea, ci sarà il messaggio di Papa Francesco, perché tra le altre cose, dice Landini, ci ha insegnato a dare voce a chi non ce l'ha, fare rumore, che ormai è uno slogan precotto, privo di significato ma che suona sempre bene, e battersi contro le diseguaglianze per rilanciare un'azione che rimetta al centro la persona. Questo è un fenomeno che abbiamo appena visto col 25 aprile, per cui si riprendono stralci, pezzi di vocabolario di Bergoglio, estratti di esortazioni di Bergoglio, e le si incastra a forza nel mainstream progressista. Sul 25 aprile si è parlato seriamente di un Bergoglio che invitava alla resistenza, quando per esempio Bergoglio usava il termine quando invitava gli uomini a non opporre resistenza all'azione di Dio. Ma questo è il grande tarocco. E adesso Papa Francesco diventa il padrino del concertone della triplice sindacale del 1° maggio. Ora, noi siamo stati i primi a dire, in occasione della scomparsa di Papa Francesco, proprio perché non reputavamo anche offensivo per lo scomparso fare sfoggio di ipocrisia, che il suo messaggio è stato a volte equivoco, troppo in bilico sullo spirito del tempo, che da ottimo e formato gesuita diciamo ha trascorso un pontificato all'insegna del tentativo di immergere la Chiesa nel mondo, di mondanizzare la Chiesa dal suo punto di vista, per farla sopravvivere al meglio, ma facendola quindi di fatto aderire alle mode del tempo anche ideologiche. Tutto questo è vero, ma un conto è dire questo, un conto è dire che Papa Francesco è arruolato nel 25 aprile ideologico, falso storicamente, esclusivista, che va in scena ogni anno nel nostro paese, ed è il padrino del 1° maggio alla Landini, della retorica sindacale da parte del sindacato che oggi sfoggia i pensionati come la categoria più rappresentata, quindi un sindacato ossimorico fondamentalmente. Cioè, un conto è farne proprio un leader della sinistra massimalista nostrana alla Landini. Questo è troppo, ovviamente, anche per gli avversari e i perplessi più incrollabili sul papato di Bergoglio. Come dire, fa parte del diluvio torrenziale di esternazioni di Landini, a cui oggi forse bisogna contrapporre l'intervista di Camillo Ruini al Corriere della Sera,
che dice: serve un papa buono anche nel governare, bisogna restituire la Chiesa ai cattolici e le divisioni restano. Francesco ha privilegiato i lontani a scapito dei vicini. Le istituzioni sono in parte destrutturate perché Bergoglio le voleva purificare. E può essere che tra gli effetti non voluti, come in una sorta di nemesi del pontificato di Papa Francesco, questa destrutturazione diciamo che lui ha portato avanti non solo di una certa curia, ma anche di un certo modo di portare il messaggio cristiano nel mondo, abbia creato l'equivoco per cui seriamente oggi crediamo che Maurizio Landini sia un esegeta del suo pensiero. Ecco, Maurizio Landini non è nemmeno un esegeta ormai delle ragioni dei lavoratori, figuratevi del pensiero della Chiesa Cattolica. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto e lo specchio